Siamo qui con Anna Berti, ciao Anni, buonasera. È già partita una bella partita all'inizio con il tuo gol e subito, dopo pochi secondi, poi la Roller ha iniziato a macinare il suo gioco come ben sappiamo, però vi ha messo in difficoltà. In qualche modo siete riusciti a riorganizzare, non è stata facile in quel momento dall'1 al 4-1. Sì, siamo arrivati qua sapendo che era una partita molto difficile, però ci abbiamo messo tutta. Abbiamo sognato il primo gol mio, ma poi alla fine loro sono una squadra molto forte. Si meritano di vincere tante altre cose, quindi noi siamo contenti così. Ovviamente è stato un bel campionato per voi, la conferma dopo 2 anni con questa squadra ormai che è compatta, con te, con giovani come te o anche come esperte come la Milagros o anche la Chimeno, però penso che è un bel gruppo con Massimo, penso che sono messi le basi per un ottimo campionato anche per l'anno prossimo, penso che la passione per voi, per tutti voi non manca. No, assolutamente, siamo un gruppo compatto, speriamo per il prossimo anno, ora lavoriamo quell'estate, arriveremo più pronte possibili e niente, questo. Forse durante il campionato forse un paio di risultati non vi hanno permesso di arrivare al terzo posto, però penso che sia soddisfacente per voi per questo campionato, in un campionato comunque a 5 squadre ma comunque ottimo, comunque 2-3 punti sul forte. Sì, arrivare alle finali sì, però abbiamo fatto male delle partite, lo sappiamo, siamo consapevoli, potevamo fare meglio, però siamo arrivati qua, siamo giocati in semifinale, è andata così e siamo contenti. Grazie Anna, buon ritorno a casa. Ora vediamo anche Chicca Maniero. Ciao, buonasera Francesca, abbiamo preso te, sono scappati tutti, però insomma è stata una bella vittoria, quell'1-0 vi ha un po' trattenuto ma poi vi siete allargati, avete veramente fatto una bella partita come abbiamo visto sempre negli ultimi 3 anni, 4 anni, una Rolle Matera che quando inizia a giocare tutti in gruppo veramente crea una marea di gioco e un volume di gioco importante. Sì, in realtà anche quando abbiamo giocato da loro l'ultima partita, loro sono passate in vantaggio 1-0